Matteo Guidolin è il presidente dell'associazione Ostrega, che di fatto per una ventina di giorni, quasi un mese, saranno gli ambasciatori del Veneto in Sud America. Una responsabilità mica da poco. Eh sì, da una parte ci riempie di orgoglio questo ruolo di ambasciatori, nel nostro piccolo naturalmente, tra i Veneti del Sud America, dall'altra però ci carica di una responsabilità, speriamo di essere all'altezza del compito che ci viene assegnato. Noi abbiamo lavorato per oltre un anno e mezzo a questo progetto, nella speranza di portare un piccolo assaggio del Veneto attuale ai Veneti emigrati magari molti anni fa, o i figli dei Veneti emigrati all'inizio del Novecento, al fine Ottocento, insomma. 11.000 chilometri in pochi giorni non è una fatica da poco, ma ci saranno anche molti incontri e contatti anche ufficiali. Certo, 11.000 km in 20 tappe, in 4 di queste tappe noi avremo dei momenti di incontro con le istituzioni locali, con le associazioni dei Veneti, con i rappresentanti della stampa locale, nelle 4 città a nostro parere principali, che sono San Paolo, Porto Alegre, Buenos Aires e Santiago, dove andremo a consegnare la maleta veneta, una vera e propria valigia di cartone alla maniera degli immigrati di un tempo, dentro la quale avremo la possibilità di dare un piccolo contributo fisico riguardante il progetto e i partner dello stesso, sia istituzionali che aziendali, insomma. E allora non resta che dire buon viaggio. Grazie mille e che Ostrega sia con noi.